canto si leva dalla nave Diciotti e il canto delle donne a bordo. Un ringraziamento al cielo per essere arrivate sane e salve dalla Libia. Una preghiera per trovare la forza di superare anche la prova inaspettata di dover restare dentro il pattugliatore che le aveva raccolti al largo di Lampedusa. Era venerdì, 24 ore dopo, eccolo che allo sbarco, la svolta, il Viminale decide di fare scattare il semaforo verde. Chissà se quello invocato era un canto di ringraziamento consapevole per il lieto fine. Fatto sta che 10 minuti dopo la mezzanotte è arrivato l'ordine di poter toccare la terraferma, di poter mettere piede al molo di Levante del porto di Catania, dove la nave è rimasta bloccata per 5 giorni e dove non sono mancate le manifestazioni pro e contro l'approdo, anche con momenti di tensione e tafferugli che hanno richiesto la costante presenza e l'intervento delle forze dell'ordine in assetto antisommossa. I primi a scendere, dopo essere stato avviato il dispositivo di sicurezza dei controlli, sono stati 12 giovanissimi, via via tutti gli altri. A bordo ne erano rimasti 123, 20 destinati in Albania, un gruppo in Irlanda e gli altri accolti dalla Chiesa in continuo pressing sul governo di Roma affinché si sbloccasse la vicenda. Da Catania i migranti sono stati trasferiti all'hotspot di Messina in attesa di essere distribuiti in vari centri. I migranti della Diciotti accolti dalla Chiesa saranno integrati, lo ha detto il Papa nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino e ha precisato con una battuta: io non ho messo lo zampino lo mette il diavolo. Quello che ha fatto il lavoro col ministro dell'Interno è stato padre Aldo Buonaiuto e la conferenza episcopale. Il cardinale Bassetti era qui, ma per telefono guidava l'operazione e padre Maffei negoziava con il ministro. Sono ancora le parole del pontefice. I migranti della Diciotti cominceranno a imparare la lingua e ad essere migranti integrati, ha ribadito Bergoglio. Integrazione come condizione per accogliere. E questa è la via da seguire per i migranti, secondo Papa Francesco. Poi chiede di non respingere chi arriva. Ho visto in un video che cosa succede a coloro che sono mandati indietro e che sono ripresi dai trafficanti. È doloroso. Agli uomini praticano torture, le più sofisticate. Mandarli indietro si deve pensare bene, 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 ha concluso Papa Francesco.